benvenuti, grazie per aver accolto l'invito. Questa è la seconda giornata della Via del Barocco, giunta alla quarta edizione, e anche quest'anno il programma è particolarmente ricco e variegato. Potrete visitare qui al chiostro Santa Venera i maestri scultori e l'artigianato che esegue i vari manufatti, ma largo stasera anche ai diversi spettacoli. Più tardi qui ci sarà un concerto di musica barocca e poi in Piazza Masini il cantastorie Luigi Di Pino per un concerto che terrà lì in Piazza Masini con un bel quintetto. Ci sarà anche una rassegna poetica più tardi alle ore 20 nella chiesa di Gesù e Maria, la chiesa che precede questa. Ma io volevo ringraziare a nome di padre Marcello Cubiretti, il parroco della zona, che manda i saluti, e un messaggio l'ha mandato anche il sindaco, il quale mi ha detto di riferirti che sarà, prima che si concluda la conferenza, sarà qui per salutare gli ospiti che interverranno. Noi siamo molto contenti, la dottoressa Cardì ha sempre collaborato con noi, oltre che per attività culturali imponenti, diciamo, che organizza nella nostra città, ma ha felicemente anche sposato diversi progetti di tipo culturale anche con altre associazioni, ed è un componente importante dello staff del comitato della Via del Barocco. Durante l'anno ci incontriamo, lei ci dà dei suggerimenti, si inserisce con le conferenze. La conferenza di oggi è molto bella e secondo me, al di là delle criticità che questa location offre in termini di parcheggio e quant'altro, il tema sul quale i relatori interverranno secondo me, trova in questo ambiente la migliore collocazione. A tal proposito, sempre nel chiosco troviamo un liutaio che metterà in mostra i propri strumenti musicali proprio costruiti artigianalmente, quindi ci troviamo proprio nell'ambientazione più consona al tipo di tematica. Io saluto gli illustri ospiti, vi ringrazio per la vostra presenza, aver messo a disposizione la vostra anche competenza a servizio del pubblico, e vorrei salutare in prima fila il seduto geometra Alfredo Rizza, con il quale si parla spesso di storia, di cultura, di arte, delle radici anche della nostra città. Con lui prepareremo anche a breve una conferenza importante, ma ci assiste sempre e ci consiglia veramente con dovizia, e lo ringraziamo perché diverse volte ci ha fatto anche omaggio di lavori da lui realizzati secondo gli studi che porta avanti. Quindi geometra Alfredo Rizza, grazie della sua presenza. Io do la parola quindi